Beh, buonasera a tutti, buonasera Bruno. Ciao, buonasera. Una piccola precisazione prima di partire. Voi questa sera sentirete parlare di cose che magari potrebbero darvi idea che noi siamo persone molto nostalgiche o che guardiamo a cose soltanto brutte. Non è così. Lo sport ha avuto sempre i problemi che ha oggi, fin dall'antichità, e parliamo di minoranze. Però è naturale che quando parli di legalità ti riferisci soprattutto all'illegalità per riuscire a capire cos'è la legalità. E quindi ci troveremo a dover elencare alcune cose che non vanno e che in questi anni sono state abbastanza prorompenti nel panorama di quello che dovrebbe essere una vita sportiva invece molto più tranquilla. Io comincerei a parlare di illegalità e quindi di legalità partendo da fatti abbastanza recenti, anzi da un fatto molto recente. Mi riferisco al caso di doping che ha portato alla squalifica per un anno del capitano del Benevento, che ha usato, almeno questa è la motivazione della sentenza, ha usato una crema cicatrizzante che conteneva anabolizzanti e che nonostante il medico del Benevento abbia detto che è stata una sua iniziativa, il giocatore non c'entra niente, è stato appunto condannato a un anno. Più che il discorso di quello che è successo si chiama, ho preso nota, Fabio Lucioni, un difensore e capitano del Benevento. Più che questo, a me interessava cercare di capire con la tua esperienza, con la tua conoscenza, il doping all'interno del calcio è un fenomeno abbastanza nuovo perché il gioco si è evoluto, è diventato molto più veloce, mentre una volta era più importante avere i piedi buoni che i polmoni forti, oppure c'è sempre stato? Bene, buonasera a tutti. Come prima domanda non andiamo male, è una domanda molto intrigante. Direi però che tutto sommato il fenomeno del doping, che è un fenomeno angosciante perché riguarda tutte quelle che sono le discipline dell'universo agonistico, nel calcio è stato ritenuto di poco impatto perché il calcio stesso ha avuto l'astuzia e la furbizia di dire che nel calcio non esiste il doping perché il doping nel calcio non serve, che è una grandissima sciocchezza. In realtà tutti coloro che hanno avuto modo di frequentare l'ambiente calcistico dal punto di vista dell'agonismo, cioè dal di dentro, sanno benissimo che ci sono stati dei momenti nei quali il doping aveva trovato albergo nel mondo del calcio in maniera fin troppo evidente. Ciascuno di noi ha vissuto dei momenti nei quali tra il primo e il secondo tempo, prima dell'inizio della partita, arrivava l'allenatore o il direttore sportivo che ti faceva bere, prendere la zolletta di zucchero con dentro qualcosa, tu dicevi cosa? Prendi che ti fa bene. E quindi lì si andava veramente senza nessun tipo di controllo, in una situazione probabilmente molto molto più grave di quando non sia quella di oggi. D'altra parte, purtroppo ci sono le statistiche che sono impietose, no? Ci sono determinate forme di malattia, la SLA per esempio, che ha provocato nel mondo del calcio un'autentica falcidia.
Cioè, la SLA è una malattia tremenda, no? Quella che ti fa assorbire quelle che sono le forze dei tuoi muscoli, ti fa spegnere lentamente. L'incidenza di questa malattia tremenda tra i calciatori è di 300 volte superiore rispetto a quelli che non hanno giocato a calcio. E questa naturalmente può, come dicono alcuni, essere una semplice concentrazione. In realtà evidentemente ci sono stati dei momenti in cui il doping nel mondo del calcio, così come in altre discipline sportive, ha avuto un'incidenza notevolissima. Negli ultimi tempi, probabilmente con i controlli che sono stati superati, anche se lì di tanto in tanto c'è qualche situazione di scarsa chiarezza, la situazione è migliorata. Però c'è un discorso da fare che riguarda non tanto il mondo di oggi e non tanto il mondo del calcio, quanto quello dell'attività agonistica e sportiva. Noi ci siamo cullati a lungo, siamo stati allevati nel culto della immagine positiva dell'agonismo dell'antica Grecia, no? Le Olimpiadi che facevano interrompere le guerre e via dicendo. Testimoni dell'epoca invece ci dicono che fin da allora c'erano delle situazioni analoghe a quelle del doping di oggi. I giochi olimpici, panellenici, erano delle situazioni nelle quali si veniva combinando l'aspetto agonistico con l'aspetto religioso. Erano tutte manifestazioni dedicate alle grandi divinità del tempo, quindi con delle regole ben fisse e ben precise. Noi tutti diciamo che bello allora, ogni 4 anni facevano le Olimpiadi, e durante le Olimpiadi si interrompevano le guerre, che anche quello è tutto da verificare. Però di sicuro c'è che chi vinceva le Olimpiadi veniva gratificato molto, molto pesantemente sul piano economico. Diventava ricco, gli davano i soldi, la città natale gli faceva un monumento, Pindaro scioglieva gli epinici di vittoria e via dicendo. Quindi la vittoria era qualcosa che veniva inseguita da tutti. E testimoni dell'epoca ci dicono che durante il periodo delle gare era frequentissimo trovare degli atleti che imbrogliavano. Una delle tante regole che esistevano durante il periodo delle gare è che gli atleti, per esempio, non potevano mangiare carne durante il periodo delle gare. Testimoni dell'epoca, ripeto, ci dicono che frequentissimamente venivano trovati degli atleti che di nascosto dietro la colonna del tempio si addentavano la loro bella bistecca. Perché? Perché se devo fare la gara di lancio del giavellotto, mi mangio la bistecchetta, il mio amico no, o io ho più forza e vinco. La moderna dietologia ci dice che non è vero, ma questo non cambia niente. Dal punto di vista etico e morale è esattamente la stessa cosa del doping moderno. Cioè per vincere si fa di tutto, si ricorre a qualsiasi strumento, a qualsiasi mezzo, anche all'imbroglio. E il problema del doping è un problema che è di vivissima attualità. In questi giorni sentiamo dire, per esempio, che si sta facendo la cernita di quanti atleti della Russia potranno partecipare alla prossima Olimpiade, perché pare, anzi senza pare, là il doping era una situazione di Stato, come prima della Germania Est e via dicendo. Quindi la situazione è veramente molto molto angosciosa ed è un qualcosa che fa male, no? È una ferita per gli appassionati dello sport, anche perché ci si chiede inevitabilmente come mai l'aspetto agonistico, quello delle gare, della competizione, della corsa, di qualsiasi tipo di gara, è sempre stata così apprezzata nella storia dell'umanità. Noi abbiamo per esempio le testimonianze dei grandi poemi epici dell'antichità, no? Dove c'erano le gare che si facevano per ricordare un morto, via dicendo,
ed erano gare descritte in maniera mirabile da questi grandi poeti e che erano seguite in maniera straordinaria dalla gente, che faceva il tifo per un atleta piuttosto che per un altro e via dicendo. Allora viene da chiedersi, ma come mai nella storia dell'umanità l'uomo stesso ha sempre avuto questa così grande passione per quello che noi adesso definiamo sport, anche se sport è una definizione moderna, ma per le gare, per la competizione? Perché chi vinceva una gara diventava così popolare, diventava un eroe, diventava qualcuno al quale tutti dedicavano la propria passione e il proprio entusiasmo? Una delle risposte è che tra tutte le attività dell'uomo, l'attività agonistica, se è fatta, praticata e gestita nella dovuta maniera, cioè con rispetto delle regole senza imbrogliare, è una delle poche attività che ti consentono di stabilire delle graduatorie di valori certe. Tutte le altre cose dell'uomo lasciano spazio al sospetto, alla maldicenza, no? Quello là è diventato ricco, chissà quanto avrà rubato. Quell'altro è diventato un luminare della scienza, chissà che storie ci saranno sotto. Ma se uno salta a 2,40 m in alto, nessuno si sogna di dire che raggiunge quella misura lì perché era comandato dallo zio arcivescovo. No? È il buon Dio che gli ha dato gli strumenti adatti per fare quelle cose lì. Con il doping cosa fai? Metti in discussione la certezza della classifica e quindi è la negazione dello sport. Per cui, se mai ci sarà la possibilità di arrivare ad una soluzione di questo angoscioso problema del doping, sarà quello di elevare la cultura sportiva di coloro che si avvicinano allo sport, facendo loro intendere che se si avvicinano a quegli altri settori dell'imbroglio per arrivare prima, non fanno più sport. Tu adesso hai già toccato uno dei punti che saranno una traccia continua nel nostro dialogo, quello appunto dell'educazione da ragazzi, da bambini, dell'educazione prima di cominciare a fare lo sport, a cosa voglia dire essere sport. Questo del doping è una cosa che è diventata forse ancora più stravolgente, perché a differenza dell'antica Grecia adesso ci sono i controesami, si riesce a individuare, le classifiche vengono cambiate, Armstrong è stato cancellato. Non solo lui. Sì. Non solo lui, ma quello 7 Tour de France sono tanti. Io nel 96 ho scritto per la Marsiglio una storia alle Olimpiadi e poi ogni 4 anni l'ho ripetuta. Una me l'hai presentata anche tu. E fra 2 anni non credo che la riscriverò, non credo che la aggiornerò perché dovrei cambiare troppe cose. Devi cancellare tanta gente. Devo cancellare tantissima gente, ma a parte la fatica mi sembra proprio una cosa brutta, cioè una negazione di quello che è stato, dire vabbè ci siamo presi in giro. Ed è una cosa che distrugge, al di là del risultato falso. L'educazione dovrebbe proprio incominciare a far capire alla gente che finisci per distruggere molto di più di quello che pensi di distruggere, imbrogliando. Sì, ma effettivamente è così, no? Perché è un qualcosa che ti fa restare male anche verso te stesso, perché tu hai regalato magari il tuo entusiasmo, il tuo tifo, la tua partecipazione emotiva ad alcuni di questi personaggi che a posteriori vengono cancellati e indicati come non esistenti addirittura, no? Nel panorama sportivo non solo calcistico ma di tutte le discipline. E pertanto io credo che quello debba per forza di cose essere un problema sul quale meditare e cercare veramente di portare avanti a livello di educazione, ma fin dai primi passi, un qualcosa che indichi la necessità di fare lo sport rispettando quelli che sono i principi fondamentali dello sport, che è la lealtà, il rispetto per gli avversari, l'accettazione della sconfitta, tutte queste cose qua, e soprattutto di non imbrogliare per vincere, perché lo sport praticamente è quello lì, è l'imbroglio.
laddove invece per definizione uno anche nell'accezione comune del termine si definisce sportivo quando è uno che si comporta bene, con il rispetto delle regole, con il rispetto dell'avversario, con l'accettazione di tutte quelle che sono le situazioni, ed è chiaramente un qualcosa che stride in maniera incredibile con il concetto del doping, con l'aggravante che purtroppo anche in quelle che sono le indicazioni delle valutazioni dei comportamenti sociali dei vari popoli, molto spesso, troppo spesso, un genitore a cui viene chiesto: tu accetteresti che tuo figlio si droghi per vincere una medaglia alle Olimpiadi? Purtroppo non tanto in Italia, ma per esempio negli Stati Uniti la risposta è quasi totalizzante, per dire sì, se deve vincere le Olimpiadi si droghi pure. E hai capito che il problema è un problema che va al di là di quella che può essere la situazione di disagio personale, oltretutto implica anche quella che è l'esistenza della cosa, perché se quel vecchio imbroglione che mangiava la bistecca contravvenendo alle regole non è che corresse grandi rischi, perché infrangeva la regola, ma non correva poi il rischio di ammalarsi, allora non c'era nemmeno mucca pazza, quindi si mangiava la bistecca. Oggigiorno invece chi non ubbidisce a quelle che sono le regole e il rispetto per evitare il doping corre dei rischi terribili sul piano anche dell'integrità e della salute personale. Un altro caso di illegalità, e a questo proposito sarebbe forse il caso di ricordare che l'illegalità nello sport non riguarda soltanto gli atleti, ma riguarda anche i dirigenti, i tecnici, i giudici, il pubblico, soprattutto, anzi esci dall'atleta, soprattutto se giovane, per arrivare in altri campi. Un altro caso di illegalità terribile che ci ha fatto sobbalzare, che ha avuto conseguenze drammatiche e clamorose, è stato quello dello scandalo del calcio scommesse, che ha portato a retrocessioni, a radiazioni, a squalifiche lunghissime e che si è basato non tanto sulla voglia di vincere, quanto, e qui tiriamo dentro una delle cause dei virus che portano all'illegalità, quanto la voglia di guadagnare illegalmente su comportamenti illeciti. Sì, quella lì è un'altra storia del tutto particolare, no? Tra le altre cose esiste una norma della Federazione Italiana Gioco Calcio secondo la quale i calciatori non possono scommettere. In realtà noi non sappiamo fisicamente se scommettono, anche se ne abbiamo il sospetto, ma vediamo che sono moltissimi calciatori che fanno la pubblicità per le scommesse, quindi pubblicizzano una situazione che per loro è una situazione di illegalità. Io sono stato rimproverato da alcuni miei amici calciatori che fanno la pubblicità per le scommesse, perché hanno saputo che, essendo stato interpellato anch'io per fare la pubblicità di quelle cose lì, ho detto di no, suscitando la meraviglia di quelli lì che hanno detto: ma se vuoi ti diamo di più anche, ma non te la faccio perché è un qualcosa che non esiste, è contrario a quelle che sono le più elementari norme, a parte il fatto che c'è la norma che ti dice che non devi, ma la scommessa nel calcio e nello sport è qualcosa che evidentemente implica poi tutta una rotazione di interessi per le quali poi francamente il risultato viene messo in discussione. No? Tant'è vero che sono più che delle semplici voci che addirittura ci siano stati degli scudetti che per storie di calcio alcuni sono stati revocati anche. Alcuni sono stati revocati, altri sono stati persi perché sono state intercettate delle situazioni per cui la malavita aveva messo tanti soldi sulla scommessa
contro la squadra che stava vincendo lo scudetto, e quella squadra ha perso lo scudetto. E poi la dimostrazione non c'è mai stata, ma che il Napoli abbia venduto uno scudetto è fuori discussione. E poi tra l'altro la globalizzazione e l'informatizzazione ha reso globale questo fenomeno, quindi molto più semplice. Poi noi ci mettiamo anche del nostro, no? Perché finiamo per ingigantire situazioni che qualche volta andrebbero trattate con maggiore prudenza e soprattutto, sai, ci compiacciamo, no? Di questa nostra capacità di dire ah, io so queste cose, so queste altre cose, laddove invece tu mi insegni che molto spesso c'è molto di millantato credito dentro questa supposta conoscenza di tutto lo scibile dello sport e del calcio. Però certamente una disciplina sportiva così ricca, no, di passione popolare, che mobilita la passione di tanta gente come il calcio, è purtroppo contaminata da troppi fattori che ne sporcano quella che è o avrebbe dovuto continuare a essere l'essenza stessa del calcio. Tu pensa a quanto si parla di calcio alla radio, alla televisione, nei vari organi di informazione e via dicendo. Non fai in tempo a schiacciare il bottone che c'è qualche trasmissione che parla di calcio. Scherzando prima a tavola dicevo, adesso questa inflazione di programmi calcistici viene messa un po' in discussione dal fatto che ce ne sono quasi altrettanti sul cuochi, no? Sono tutti lì che fanno da mangiare in televisione. Però francamente quando si parla troppo di qualcosa si finisce anche per straparlarne, e io sono assolutamente convinto che se si parlasse un po' di meno e con maggiore attenzione, con maggiore discernimento delle cose del calcio, sarebbe un bene per il calcio stesso, oltre che per le altre discipline sportive che a giusta ragione si sentono sacrificate dal fatto che tutti questi spazi e attenzioni vengano riservate a chi dà il ballone. Questa è una tirata d'orecchio per la nostra categoria più meritata. E d'altronde noi ricorriamo a quelli che crediamo siano gli interessi della gente. È vero che il calcio, sai, io ho avuto delle esperienze particolari, no? Perché molti dicono, sai, ma quello sport lì non diventa popolare perché non se ne parla in televisione, perché no? E per anni alla RAI un uomo di molto potere era Bruno Bennett, che era stato presidente della Federazione Italiana Baseball, membro del CDA della RAI, per tanti anni regista della Domenica Sportiva, era uno che comandava parecchio. E lui, in tutte le maniere, ci ha letteralmente triturato, facendoci fare il baseball in tutte le salse. Continuava, qualsiasi trasmissione doveva parlare del baseball. E la gente non voleva sapere di questo baseball qua, no? E ricordo una volta era venuto a promuovere il suo sport a Ronchi dei Legionari. Ronchi è una delle poche isole dove hanno giocato sempre. Era comunque una riunione non solo per quelli di Ronchi, ma per tutta la provincia di Gorizia, e lui lì, in questa riunione del Panathlon, prese la parola cominciando a magnificare le doti di questo sport e qua e là. Ricordo che c'era un prete di un ricreatorio lì di Sagrado, lì vicino, e gli ha detto, signor Benek, ha ragione lei, ma noi in ricreatorio facciamo già baruffa, fatica a non far che far baruffa ai fioi a giocare il ballone, se chiediamo il bastone se copa. Per dire, però è vero che si trascurano le altre discipline sportive, è vero però che da noi c'è questa passione ormai così cristallizzata per il calcio, che a dir la verità ha qualche vantaggio rispetto ad altre discipline sportive. Il calcio si fa vedere sempre, perfino quando giocano, come ha giocato l'Udinese, le ultime partite. No, ma anche se vedi a giocare dei ragazzini delle squadre, il torneo dei Collinare, tu resti lì e vedi una partita, si fa vedere una partita di calcio. È chiaro che non puoi pretendere di vedere Pelé, Maradona e via dicendo,
ma le altre discipline sportive, quasi tutte le altre discipline sportive, o sono espresse e giocate al massimo livello, altrimenti sono inguardabili. Non puoi vedere, non sono non giocabili, no? A pallacanestro, se non hai i fondamentali non puoi giocare nella pallavolo. Quindi il calcio ha questo vantaggio che implica che cosa? Che chi segue il calcio il più delle volte si identifica nel calciatore, e si incazza col calciatore e dice: ma cazzo, io quando ero giovane, se non mi fossero piaciute le donne diventavo un fenomeno anch'io, e se non avessi avuto male le ginocchia. Hai capito? C'è questo momento di identificazione con il protagonista che per il calciatore è più facile rispetto a un'altra disciplina sportiva. Uno che salta in alto 2,40 m, come dicevo prima, uno raramente dice avrei potuto farlo anch'io, no, non lo potevi mai fare. Invece, visto come giocano qualche volta anche quelli in Serie A, è facile dire avrei potuto fare anch'io. Certo è che il calcio scommesse ha fatto sembrare quasi ingenuo ed apprezzabile certe vecchie combine che si facevano soltanto per riuscire a vincere uno scudetto o per salvarsi, anche meno. O anche meno. Ma dalla tua esperienza è possibile che non ci si accorga in campo che un tuo compagno di squadra stia rendendo volontariamente? Il coinvolgimento in genere non riguarda tutti mai, tutti i calciatori raramente sono coinvolti, però finiscono per essere coinvolti all'interno di ciascun gruppo di calciatori. C'è quella che Rocco chiamava la commissione interna, sono quei 4-5 che comandano e decidono loro quello che bisogna fare, senza dire niente agli altri. Io ricordo un mio caro amico Sergio Brighenti, che è stato un buon giocatore, ha fatto tanti Padova, Sampdoria, Triestina, Udinese, Inter, calciatore, ha vinto il titolo cavaliere. Lui ha cominciato a giocare con il Modena, lui raccontava sempre che una volta giocavano in Serie B e nel Modena giocavano Malinverni, Fattori, suo fratello, il fratello di Brighenti e via dicendo, e in una partita del campionato di Serie B, una delle ultime partite, contro l'Alessandria, questi qua più vecchi della squadra avevano venduto la partita, perché l'Alessandria doveva salvarsi e gli ha promesso dei soldi e quella. E loro non avevano detto niente a Sergio, il fratello più giovane, che insomma comincia la partita, 1-0 a favore dell'Alessandria. Questo Sergio però della palla dribbla te, pum, pari, 1-1. Vabbè. Vanno giù dall'altra parte, uno prende il pallone con le mani, rigore, 2-1. Qua Sergio torna, 2-2. Va verso il centro del campo per festeggiare, suo fratello è andato vicino e gli ha detto il cazzotto, l'ha steso. Ma non sono cose scritte sui libri, sono raccontate da questi protagonisti. D'altra parte, sai, anch'io ho un periodo in cui ho giocato a calcio, ed è un periodo della mia vita che ricordo con piacere per le amicizie che ho avuto, per le esperienze che ho fatto, con meno piacere perché non è che mi sia ricoperto di gloria calcistica. Però giocando con Catania più di una volta ci è capitato di capire che c'erano le cose che non andavano. Una volta col Vicenza, si ricorda, ci hanno detto dagli spogliatoi: se vi danno un rigore a favore, aspettate prima di tirarlo. E c'era il dirigente che andava lì dietro la porta e diceva: tira fuori o dentro. E cosa fai? D'altronde cosa fai? Denunci quelle cose lì. Se denunci quelle cose lì sei segato. C'è un giocatore del Perugia, ti ricordi, che aveva denunciato? Ha denunciato un imbroglio. Ragazzi, questo non gioca più a calcio, non lo fanno entrare neanche negli stadi, perché ha tradito una situazione che chiaramente sono cose da censurare. E questo qua ogni tanto lo chiamano, gli danno qualche premio, così qualche salame da qualche parte. È uno che non gioca più a calcio, perché ha detto: guarda che succedono queste cose. È chiaro che bisogna fare di tutto per evitare che succedano, è altrettanto chiaro che controllare tutto è impossibile.
Scendendo di livello, a livello di... È più giù di così? Cercando cose meno gravi, stiamo parlando, voglio parlare di simulazioni, di falli così, roba del genere, cioè, casi eclatanti, la mano di Maradona a Shilton contro in Argentina. La mano di Dio. La mano di Dio, famosa mano di Dio. Ecco, a me ha incuriosito abbastanza la reazione di certi, soprattutto ad esempio di Simone Inzaghi, con l'ingresso della VAR. Che, intanto, vabbè, ovviamente hanno detto, vabbè, la VAR d'accordo, dovrebbe essere imparziale, però l'applicazione degli arbitri comunque favorisce, vai a vedere o non vai a vedere a seconda se alla squadra più importante interessa o meno e così via. Ma quello che mi aveva incuriosito molto era che dicevano, si toglie fascino allo sport. Beh, del fatto che ci sia l'errore, l'imbroglio, roba del genere, che dia fascino mi lascia molto perplesso, devo dire. E invece non è un fascino anche il calciatore che sbaglia il calcio di rigore? Assolutamente sì. Sì, allora è anche l'arbitro che fa parte del gioco. Tu dici che è meglio... Io sì, anche io non sono mai stato un patito della VAR, però capisco che ci sono determinate situazioni nelle quali va bene, e devo dire anche che, a parte qualche problemino, questo debutto è stato abbastanza positivo. Però effettivamente il fatto che l'errore faccia parte del gioco è un qualcosa di connaturato al gioco stesso. Ci sono stati tanti grandi esperti di calcio, allenatori, che hanno sostenuto, uno dei quali era anche Friulano, forse il primo che ha portato avanti questo tipo di discorso, che era il famoso dottor Sottile, Annibale Frossi. È stato il primo che ha detto, ragazzi, la partita ideale e giusta finisce 0-0, perché vuol dire che nessuno ha sbagliato. Il gol nasce sempre da un errore. E allora, al tempo stesso, il gol è quello che ti dà il fascino del calcio, no? E via dicendo. Se tu dovessi cancellare l'errore da parte del calciatore, è pensabile? No, assolutamente. E perché l'arbitro, che è uno, perché l'errore del calciatore non è mai imputato alla volontà del calciatore stesso di sbagliare, mentre quando sbaglia l'arbitro lo fa apposta? Io non sto dicendo questo, io sto pensando alla malafede del giocatore, della mano di Dio, ad esempio. E quello lì, l'errore dell'arbitro ci può stare come errore, però è un imbroglio talmente evidente che se quel povero arbitro... ma tu è bravo, allora vedi che qua per esempio hai sottolineato un punto focale importantissimo della VAR, l'errore importante dell'arbitro. La VAR potrà trovare una propria giustificazione nel momento in cui verrà utilizzata solo per errori clamorosi. Sì, ma questo dovrebbe essere la ratio della... Sì, però lì il problema, come sempre, io sono sempre stato così dubbioso, perché non ho mai capito come ci si deve comportare sul fuorigioco, che è la cosa più importante che ci sia. Perché mentre nelle altre parti, il rigore, fuori, dentro l'area, il fallo di mano, vale quello che l'arbitro può decidere in una maniera o nell'altra, e non è necessario, se non in caso di errori clamorosi, l'intervento della VAR. Nel fuorigioco la VAR può intervenire sempre e comunque, anche senza la richiesta dell'arbitro. E lì ci sono delle situazioni che sono terribilmente difficili da capire. Un'unghia, basta che tu la linea la tracci un po' di qua, un po' di là. Anche lì io sarei che l'errore clamoroso va corretto, ma se è fuori gioco per un'unghia sì o un'unghia no, lì insomma lascerei un pochino correre. Il rilievo che hai fatto tu, che così toglie fascino, sai quei 2, 3, 4 minuti che passano
tra il momento in cui è avvenuto un fatto e il momento in cui il fatto stesso viene vivisezionato e poi deciso dal VAR. Sono 4 minuti che non hanno, no, che prezzo hanno quelle cose lì? Cioè togli quella che è la spina che ti dà l'incentivazione, l'entusiasmo e via dicendo. Però nel rugby, nella pallavolo che lo usano già da tempo, le cose... Vabbè, la pallavolo è sulla riga, lì nel calcio nessuno dice che dentro o fuori non va bene, va benissimo, nessuno si sogna di dire gol e non gol. Sul fuorigioco... Attenta però che nell'hockey su ghiaccio l'ha tolto, l'ha tolto molto, perché sennò non finisce più. Però va benissimo, per l'amor di Dio. Se però fossimo un pochino più attenti quando giochiamo, noi calciatori, a cercare di metterci il massimo del nostro impegno tentando di giocare bene, anziché tentare di trarre in inganno l'arbitro con simulazioni, urla e cose del genere, forse la situazione sarebbe un po' diversa. Ci sarà un motivo per cui quando vanno a arbitrare all'estero i nostri arbitri si trovano perfettamente a proprio agio e in Italia no, perché dall'altra parte il comportamento dei calciatori è più corretto, più corretto. Decisamente sì. Sì, anche perché il calciatore che simula, per esempio, nel campionato inglese viene beccato dal pubblico dal primo all'ultimo minuto, anche se è un giocatore della propria squadra. E questo non basta, no? Non è che abbiamo da imparare molto, perché anche i tifosi all'estero non è che siano tutti rosi fiori, però sicuramente il comportamento dei calciatori dei campionati stranieri è più corretto, è più rispondente al fair play rispetto ai nostri, qua in Italia. Io lascerei un momento il campo per trasferirmi sugli spalti, visto che hai accennato ai tifosi. La violenza è stata terribile e continua ad avere rigurgiti notevolissimi. In questa violenza, secondo me, è assolutamente incontrovertibile che la complicità delle società ci sia una complicità subita per ricatti della tifoseria o non subita ma voluta, comunque sempre complicità resta. Ci sono stati fatti dei passi in avanti per riuscire a tenere in qualche maniera questo fenomeno a livelli più bassi, secondo te, oppure... Sono stati tentati, sono stati fatti dei tentativi con esiti non sempre positivi. Noi vediamo che ci sono delle situazioni tuttora in atto, pendenti, che ci fanno capire come la situazione è veramente molto grave. Il fatto che la Juventus sia stata in pratica condannata, anche se non con tutte le richieste del pubblico ministero, per connivenza con le organizzazioni mafiose nella vendita dei biglietti, è la più chiara testimonianza che le società sono perennemente sottoposte a questa pressione, a questi ricatti da parte di tifoserie che evidentemente pescano nel torbido. Quindi la situazione è una situazione che è tuttora piena di problemi. Ieri l'Udinese ha giocato con la Lazio e la Lazio ieri ha avuto la sua curva con gli spettatori, dalla prossima partita non ce li avrà più perché è stata penalizzata per comportamenti irregolari dei tifosi stessi. E così la situazione è un po' dappertutto, no? E d'altra parte bisogna anche dire che dalle altre parti, almeno in apparenza e per certi settori, hanno risolto il problema, no? Il problema della violenza negli stadi in altri paesi era molto più sentita rispetto a quanto non fosse qui in Italia, a cominciare dall'Inghilterra, no? Con gli hooligans. Loro dicono, e diciamo noi, impariamo dagli inglesi. Sì, ma impariamo davvero dagli inglesi, perché gli inglesi non è che abbiano
domato gli hooligans, li hanno semplicemente spaventati, perché nel momento in cui uno allo stadio fa qualcosa che non deve fare, va contro a quelli che sono i comportamenti che deve tenere, obbligatoriamente all'interno di ogni stadio inglese ci sono almeno una dozzina di celle. Chi si comporta male non è che viene denunciato, dice domani viene in tribunale, viene incarcerato immediatamente e l'indomani viene processato, non va a casa neanche, va in prigione direttamente. Quindi non è che li hanno educati, li hanno spaventati. Da noi dice servono nuove regole, non servono nuove regole, basterebbe applicare le regole che ci sono, che non vengono applicate. Certo. Hai capito? Tanto è vero, la dimostrazione qual è? Che i tifosi dell'Inghilterra o dell'Olanda, quando vanno all'estero, si comportano come si comportavano una volta a casa loro, facendo tutti i danni possibili e immaginabili. Ti ricordi quello che hanno fatto gli olandesi a Roma, che hanno spaccato le fontane? Perché? Perché sanno che quando non gli succede niente, e quello è il problema, no? È chiaro che, sai, d'altra parte, riuscire a venire a capo di situazioni di disagio di questo tipo da parte delle società non è facile. Uno che ha tentato e continua a tentare, anche se anche lui è un tipo da prendere con le molle, è lo Tito, no? Il problema, il presidente della Lazio viaggia, lui e tutti i suoi familiari, ma da anni, costantemente con una serie di guardie del corpo che lo sorvegliano e tutelano la sua incolumità, perché i tifosi della Lazio vogliono tirarlo giù dalle spese, perché lui li ha denunciati, ha detto non voglio avere i delinquenti allo stadio, non ha accettato di subire i loro ricatti e via dicendo. Lui è poi, ti ripeto, anche lui non è tanto regolare, però la situazione è quella lì, non è certo facile. che a proposito di Lazio, neanche la federazione, le istituzioni del calcio aiutano molto in questo senso, perché sempre a proposito di Lazio è di poche ore fa il fatto che per la questione di Anna Frank la richiesta di 2 giornate di squalifica del campo è stata rigettata e la Lazio se la cava con una multa. No, ma credo di no, Sì, no, ho sentito parlare mentre ero qua. E questo rientra in quel grande capitolo di razzismo che esiste sugli spalti, che è lo tipo ha delle ingerenze lì, lui è uno che conta molto lì. Difatti anche nella gestione che adesso è stata messa ampiamente in discussione dalla federazione, Lotito era un uomo che aveva sempre voce in capitolo, no? E sai, lui è un tipo un pochino particolare. E d'altra parte, ragazzi, poi anche i tifosi sono in difficoltà con lui, no? Perché questo qua fa la guerra ai tifosi, li denuncia, li manda la polizia per arrestarli e poi non li arrestano, è nemico di tutti, poi fa la squadra che gioca così bene, ha i giocatori straordinari. Lui c'ha questo tale qua che è un genio, perché gli trova ogni anno dei giocatori incredibili. La Lazio ha 5-6 giocatori che fa delle plusvalenze incredibili, no? Presi per 300-400 mila euro, che adesso valgono già 30-40 milioni. Scendiamo ancora di livello, non abbiamo limiti, e torniamo al discorso che hai fatto all'inizio sulla necessità di educare la gente, di educare soprattutto i ragazzi. E abbiamo letto molto spesso sui giornali di situazioni esattamente contrarie, addirittura di allenatori di squadre giovanili che hanno ritirato la squadra perché non sopportavano più il comportamento dei genitori dei giocatori in campo. Si parlava prima a cena appunto che forse bisognerebbe incominciare a educare gli adulti prima dei ragazzi, in questo senso. Vabbè, su quello non si piove, ed è un problema che è relativo non soltanto a quella che è l'attività giovanile delle varie società sportive, ma che riguarda
pochino tutta quella che è la vita dei nostri giovani. Tu pensa alla situazione di disagio che vivono per esempio i docenti delle scuole, e nel momento in cui un ragazzo va a casa e si lamenta perché ha preso un brutto voto, poi è stato rimproverato, anziché prendere il resto della paga dei genitori come sarebbe giusto, vanno a scuola e denunciano il professore o minacciano chissà che cosa. E così è purtroppo anche lì, soprattutto nel momento in cui in molte delle organizzazioni sportive i ragazzi per andare a fare sport pagano, perché costa, e pagano l'iscrizione e via dicendo. E il genitore, quando va a vedere la partita e suo figlio non viene schierato perché è un brocco, dice io ho pagato perché mio figlio deve giocare. E da lì vengono fuori mille altre cose. E la situazione è radicalmente mutata, no? Allora noi viviamo in una regione del tutto particolare, perché basta che uno di voi che abbia un minimo di interesse prenda un almanacco del calcio degli anni, di 20 anni fa, 30 anni fa, e per curiosità vada a vedere le rose, l'organigramma delle varie società di calcio di Serie A, B e C, trova almeno 150-200 giocatori del Friuli Venezia Giulia che giocavano nelle varie, adesso ce ne sono 3 in Serie A. Cosa succedeva allora? Io ho giocato 2 anni e mezzo a Catania, e un anno eravamo 6 e l'anno dopo 7 friulani a Catania, 7. Tant'è vero che parlavamo, non dicevo prima a tavola, parlavamo in friulano e veniva allora Candido Canavò, che poi divenne il direttore della Gazzetta, famoso, e lui veniva lì, ci guardava allibito e poi dopo un po' cominciava, minchia, questa è una terra disgraziata, nel corso dei secoli siamo stati invasi i cartaginesi, i greci, i romani, gli arabi, adesso ci sono questi barbari. Però è così, dappertutto, perché in qualsiasi partita tu andassi a trovare, oh, il paese, chi painano, tutto così. Ed era una cosa. Allora, in quasi tutte le situazioni che stavano alle spalle di questi ragazzi che poi andavano a giocare fuori in giro, era una situazione familiare del tutto particolare, anche la mia, perché noi finita la scuola andavamo a giocare a pallone, no? Andavamo a giocare perché fortunatamente poi il prete aveva trovato un pallone che ce lo dava dalle 3 in poi, e lì ballon, e ogni volta quando finivi col buio di tornare a casa le sentivi, no? Brut Lazaron, tu pensi solo a Giulia, a noi altri, guarda. Quindi al piacere del gusto del gioco, aggiungevi anche il gusto del proibito, perché facevi qualcosa che sentivi come una conquista tua. Adesso invece per i ragazzi che vanno a giocare a calcio diventa un'imposizione, un sacrificio anche quello, perché sono i genitori che li mandano lì il più delle volte come investimento economico a futura memoria, sperando che guadagnino i soldi, magari poi incontrano qualche letterina che poi presentano al papà, no? Sai, sono tutte queste storie qua, per cui quello che prima era una conquista del ragazzo è diventata un'imposizione anche quella lì. E troppo spesso sentiamo o leggiamo sui giornali di partite che vengono sospese con i ragazzi che vanno sotto le tribune a dire ai propri genitori ma cosa fate, perché vi picchiate? Ed è una situazione paradossale. E non sarà solo per quello, ma sicuramente fin quando le sentivano se andavano a giocare a calcio e andavano a giocare a calcio come conquista propria, qualcuno veniva fuori, così. Per di più c'è anche la situazione di carattere socio-economico antropologica, no?
e sono cambiate le coordinate. Una volta giocare a pallone era una risorsa anche per molti, voleva dire andare in giro guadagnando qualcosa, ma comunque togliendo anche il peso che so io, del mangiare. A scuola io per esempio giocando a calcio mi sono laureato e gli studi me li sono pagati giocando con quello che mi davano giocando a pallone. Forse ce l'avrei fatta, ma alla famiglia sarebbe costato terribilmente di più. No? E adesso invece la situazione non è più quella lì, no? Cioè avere un po' di fame, no? Avere un po' di voglia di fare qualcosa ti aiuta. La dimostrazione, tornando a discorsi che possono sembrare anche banali e sciocchi, ma come vi dicevo prima, in tutto il giro c'erano i friulani, i lombardi, i piemontesi, i toscani e via dicendo, pochissimi ragazzi meridionali. Adesso i pochi italiani che hanno la fortuna e la bravura di fare un po' di carriera sono quasi tutti meridionali. Perché? Perché hanno un po' di fame in più di noi, hanno più voglia di lavorare, hanno più bisogno e sono cose che contano. Decisamente sì, anche perché poi tra l'altro per i ragazzi fare sport è diventato un po' più difficile, nel senso che le tasse gara sono aumentate a dismisura, le società appunto si fanno pagare Sì. E quindi probabilmente coloro che più fame hanno più facilmente restano fuori perché non riescono a pagare quel tanto che gli serve per poter partecipare. Sì, vero è che però se uno ha un minimo di talento finisce ugualmente per farsi notare. No, perché... Però deve avere talento, appunto, le mezze figure che una sì, volta infatti noi abbiamo tracciato questo diagramma così preoccupante e negativo anche a livello regionale, però se è vero che si è inaridito dalle nostre parti il settore del calcio, è altrettanto vero che la nostra resta una regione privilegiata, perché quando ci sono per esempio le Olimpiadi o questi grandi appuntamenti internazionali dove l'Italia è rappresentata dalle varie nazionali, il Friuli Venezia Giulia in rapporto al numero di abitanti è di gran lunga la regione che dà il maggior numero di atleti, quindi vuol dire che è vero che a calcio si gioca un po' meno e più malvolentieri, è altrettanto vero però che in altre discipline sportive continuiamo a essere ben messi e competitivi. Restiamo ancora un momento al di là degli spalti, addirittura negli uffici delle società, e anche lì qualche illegalità c'è, almeno dal punto di vista economico e amministrativo. Stiamo assistendo ormai da anni a fallimenti continui, a società gloriose che scompaiono per poi riapparire in serie molto inferiori e riscalare con difficoltà le posizioni che hanno perso in un colpo solo. È soltanto questione di avventurismo e incapacità oppure sono proprio tentativi di arricchimento truffaldino finiti male? Ma non sempre, c'è qualcuno anche che ciurla nel manico, come dicono a Milano, tentando di giocare in quel tavolo lì dove viaggiano tutti questi soldi in maniera di appropriarsi di qualche briciola. Ma è anche vero che è terribilmente difficile proprio perché esistono questi giri economici così spropositati riuscire a stare a galla, no? Perché effettivamente noi anche adesso che seguiamo queste vicende del cosiddetto calciomercato e via dicendo, e seguiamo quelle che sono le quotazioni dei giocatori per quanto riguarda il costo del loro cartellino o l'ingaggio, sono cifre che sono francamente inaccettabili. Però questo è sicuramente vero a livello di serie, di massima serie. Ad esempio nel girone del Pordenone della Triestina in Serie C il Modena ha già finito di giocare, il Vicenza è stato dichiarato il fallimento ma gli lasciano finire il campionato e anche il Fano mi pare che stia in acque difficili. Il campionato di Serie C ogni anno comincia il campionato, non si sa quante squadre finiscono in quel campionato, quante penalità ci saranno e via dicendo. Uno dei grandi problemi del calcio italiano, che la nuova federazione sarà costretta per forza di cose a gestire,
è il numero spropositato di società professionistiche che ci sono, perché da noi non è possibile che ci siano 60 squadre che fanno il campionato professionistico della Serie C, sono campionati professionistici. Andrebbe limitato anche il numero delle squadre di Serie A, almeno per cercare di dare una maggiore competitività all'intera organizzazione, ma lì può anche starci. Solo che, sai, riuscire a far quadrare i conti con queste situazioni qua debitorie, uno deve essere dotato di grandissime capacità di acrobazia economica per restare a galla, no? Noi qua in Friuli sappiamo che c'è una cospicua quota della tifoseria dell'Udinese che ce l'ha un po' con la dirigenza dell'Udinese, no? Con il Pozzo che dice non spendono e via di... Ma cosa gli aspettano? Dove vuoi che vadano? Cioè stanno facendo già i miracoli, è chiaro che tutti vorremmo avere una squadra più competitiva e più cosa. E la bravura è qual è stata? Quella di pagare 300.000 lire, 300.000 euro in partenza a Sanchez. Adesso quanto vale Sanchez? 7 milioni all'anno, lui, solo lui. E come fai a stare al passo con quei conti lì? È chiaro che poi lì in mezzo ci sono quelli che fanno la cresta alla spesa, ci sono molti che dicono che i Pozzo sono forse gli unici gestori del calcio che di mestiere fanno i loro proventi, arrivano alla squadra di calcio, mentre gli altri si mettono dentro. È chiaro che Beasley Stadium, anche se spende 10 milioni in più l'anno, non risolve niente. E invece finché dura, il fatto che Udine abbia la squadra in Serie A che dura per 20 anni lì, sai, Udine, ragazzi, bisogna fare i conti con la realtà, no, che c'è. Allora io ho vissuto 50 anni a Milano. Milano è Milano, la città più importante d'Italia, quella. A 20 km da Milano c'è Monza, che ha 160.000 abitanti, cioè il doppio di Udine. E tra Milano e Monza in mezzo ci sono Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, che sono tutte e due più grandi di Udine. E allora, dove sono là? Miracolo, no? Abbiamo girato intorno a tutta una serie di problemi che si riferiscono non tanto a fattori tecnici quanto a fattori organizzativi, a fattori etici, a fattori di altro tipo. Secondo te quanto hanno inciso questi altri fattori, non il fattore tecnico, nel clamoroso insuccesso del calcio italiano? Non mi riferisco solo alla nazionale, ma anche alla grande fatica che fa in campo internazionale, non a livello nazionale, ma di squadre di club. Quanto incide il tutto nel tenere più basso di una volta il livello del calcio italiano? Ma sai, il nostro calcio ha conosciuto momenti brillanti quando aveva una potenzialità anche economica. A lungo in Italia sono arrivati i migliori giocatori del mondo stranieri, oggigiorno invece il livello è di molto diminuito e parallelamente non c'è stato un incremento di valore da parte dei nostri giovani calciatori, perché il ricambio generazionale purtroppo non c'è stato. E quindi non è facile, sai, stabilire di chi sono le colpe e le responsabilità. Sicuramente bisogna, per forza di cose, secondo me, rifondare quello che è il modo in cui sono gestiti i settori giovanili. La Germania, qualche anno fa, la Germania in genere non sbaglia, sbagliano poco a livello calcistico, no? Tanto è vero, ti ricordi la famosa frase di Lineker, no? Il calcio è un gioco che si gioca in 11 per parte, poi arrivano i tedeschi, fine della trasmissione, vincono loro. Però qualche volta è capitato anche che non abbiano vinto. Ma quando hanno perso, hanno immediatamente ristrutturato per intero i settori giovanili. Hanno creato 10-12 centri federali
nei quali hanno preso i migliori giocatori mandandoli lì dalle varie città, quindi spostandoli con tutte le famiglie, tutte le garanzie, con le cose scolastiche e via dicendo, e hanno creato questi centri federali dove i più promettenti ragazzi vengono addestrati secondo quelle che sono delle metodiche di allenamento che sono comuni e gestite da grandi campioni. Da noi molto spesso il settore giovanile è lasciato alle mani di giovani pieni di buona volontà che però non hanno né arte né parte. E per i ragazzini andare ad allenarsi al calcio, la prima cosa che guardano è se quella che li allena è capace di fare uno stop o di tirare. E lì molto spesso ragazzi che sono ammirevoli perché hanno tanta buona volontà ma non lo sanno fare. E così perdono quella che è la credibilità agli occhi dei ragazzi. Scusa, ma in Germania questi ragazzi che vanno in questi centri federali, le società li lasciano andare tranquillamente o continuano a gestirli loro? No. Loro continuano, le società, ad avere una prelazione su questi ragazzi. No, però sono ragazzi che poi vengono lasciati alla domenica o sabato andare nelle rispettive squadre e lì possono continuare a giocare. Però la preparazione, il più delle volte poi gli allenatori delle squadre di provenienza non li fanno giocare perché chiaramente sono corpi strani, no? Però i risultati ci sono. Perché dice ci sono troppi stranieri nei campionati italiani, è vero, e gli stranieri tolgono spazio, attenzione, possibilità ai nostri, ma se tu vedi quella percentuale di giocatori stranieri che giocano nella Bundesliga o in Inghilterra o in Spagna, ce ne sono molto più che da noi, eppure là i talenti vengono fuori ancora. Adesso qui facciamo l'investimento sulle ragazze. Sabato gioca il Tavagnacco contro la Juventus allo Stadio Friuli, penso. Fa giocare le ragazze allo Stadio Friuli, giusto così. È bello, no? Che le società di calcio abbiano poi, così come hanno i settori giovanili, anche la squadra femminile, no? Chissà com'è, l'hanno deciso l'anno scorso. E chi è che vince già tutto lì? Anche lì la Juventus. Com'è? Secondo te, abbiamo parlato abbastanza male del calcio. Ma sì, ma però è un parlare male per affetto. Sì, no? Chiaramente un parlare male per affetto. Però a guardare in giro non è che gli altri sport mi pare stiano tanto meglio, no? Dal punto di vista della legalità. Diciamo. Perché dal punto di vista della legalità e dal punto di vista anche dei risultati. Perché un dispiacere personale che ho riguarda quella che dovrebbe essere nella comune valutazione, secondo la logica anche, la disciplina regina di tutte le altre, che è l'atletica leggera. No? Perché tutti gli sport si fondano su quelli che sono i movimenti naturali dell'atletica leggera, che poi vengono rivalutati per convenzione, no? Si dice vince che la butta dentro una porta, un canestro, ma i movimenti sono sempre l'ansius, citius, fortius, no? Il più veloce, il più forte, il più furbo e via dicendo, no? E invece i risultati dell'atletica leggera sono disastrosi in questi ultimi anni. E anche lì si ritorna a parlare di quella che è la cultura sportiva. Allora, un paio d'anni fa a Milano, il CONI, nel tentativo di turare quel vecchio problema che c'è nei rapporti non sempre idilliaci che ci sono tra il mondo della scuola e il mondo dello sport, aveva organizzato una serie di incontri con i ragazzi degli istituti superiori di Milano, licei e comparati, mandando dei campioni dello sport, giornalisti, sono andato anch'io parecchie volte, a parlare con questi ragazzi proprio per promuovere, no? L'importanza dello sport, che fra le altre cose, se fatto, gestito, praticato nella giusta maniera, diventa un formidabile veicolo di educazione anche civile. No?
perché se lo sport è fatto nella giusta maniera, tanto per dire una cosa, ti abitua al rispetto delle regole, che è uno dei primi passi verso la legalità, no? Perché tutte le discipline sportive hanno un regolamento al quale tu ti devi uniformare ed è più facile che tu ti abitui a rispettare le regole facendo sport, quindi facendo qualcosa che è legato al gioco, al divertimento, che quando le regole ti vengono imposte autoritariamente dalla scuola, dai genitori. Ebbene, in questi incontri qua era stato predisposto un questionario al quale i ragazzi delle scuole, gli studenti, dovevano rispondere sulle proprie predilezioni sportive, non come pratica sportiva, ma come passione, come seguito sportivo. E allora sono venute fuori delle cose incredibili. Allora, al primo posto, vabbè, lì siamo dei malati di calcio, il calcio. Al secondo posto, liceali, ragazzi che fanno il liceo. Secondo te che sport c'era? Sai che sport c'era? Non te lo dico? Wrestling. È dura definire lo sport. Ma come fai a dire sport? Non ti dico, poi le altre, atletica leggera, 15° posto. Ma come ragazzi, ma come? L'atletica poi, anche per uno che è una scuola, quella implica il ricorso a quella che è la storia dell'uomo, che è fatta, come dicevamo prima, anche di passione per l'evento sportivo e via dicendo. E l'atletica riproduce quelle che erano le attività agonistiche classiche, no? Allora dove vuoi andare? Se uno ti dice che lo sport che predilige, il wrestling, E per curiosità, in questa classifica i giochi di squadra come erano? Gli sport di squadra? Perché allora, c'è a anche Milano il terzo posto era il basket, poi c'era l'automobilismo, il motociclismo. No, te lo domandavo perché quest'anno è stato l'anno forse più buio di tutta la storia per quanto riguarda gli sport di squadra in No, Italia. si capisce. Ma questo dipende da un eccessivo individualismo, da una scarsa capacità di riuscire a collaborare. Non è facile da capire. Una volta era la nostra riserva d'oro è diventata... Sì, Milano ha una squadra che dovrebbe spaccare tutti, no? A pallacanestro. Anche perché spendono i soldi, no? Non dice perché non spendiamo. Nel basket sono stati spesi i soldi, con esiti poco buoni. Poi a Milano c'è questa tradizione del basket che però ha delle difficoltà enormi, come le due squadre di calcio, no? A Milano. Sai, io ricordo che quando c'era Rocco, allenatore del Milan, io con Rocco ho sempre avuto una grande amicizia, conosceva mio papà, aveva una macelleria tutti e due. E poi lui allenava il Milan e io sono diventato telecronista alla RAI, ci siamo rincrociati dopo anni, e stavo spesso e volentieri con lui e gli dicevo, Nereo dai andiamo a vedere il pallacanestro, c'era il Carpete Rosse, il Simmental, una grande squadra, Riminucci, Pieri, tutta quella gente lì, no? E lui mi diceva non vengo a vedere balla al cesto, non veniamo. Dopo pure di insistere, una volta l'ho convinto e siamo andati a vedere, era una semifinale Milan-Real Madrid, grande spettacolo, e vedevo che lui seguiva con interesse. Alla fine quando siamo scesi gli ho detto, allora cosa è pazzo Andrea? Non c'è male, ma fa sempre fallo de mani. Allora c'era la divisione netta, no? Che il pallone si tocca solo coi piedi. Però effettivamente a livello di squadre abbiamo questa difficoltà. Abbiamo qualcosina nella pallavolo femminile. Le ragazze stanno facendo abbastanza bene. Anche loro sono rimaste fuori medaglia dappertutto. Ho capito, io, la medaglia poi è difficile da prendere, l'importante è qualificarsi, no? No, le ragazze sì, sono No, ma le ragazze hanno un buon momento, hanno un approccio verso lo sport che è più positivo, psicologicamente sì.
Tanto sono terribilmente più cattive dei ragazzi, no? Quando giocano sono di una ferocia inaudita. Ma brave, si applicano bene. Io non vorrei monopolizzare l'intero. Se qualcuno di voi vuol fare qualche domanda, se no vado avanti io senza problemi, ma vi lascerei. Come vuoi, di solito lo facciamo alla fine. Perché dopo casomai mi inserisco, non c'è problema. Se qualcuno vuole porre domande. E c'è qualcuno che ci dà una visione un pochino più positiva dello sport. Secondo lei la percentuale di corruzione del nostro campionato di Serie A quant'è? Percentuale di corruzione? No, direi che non è elevata, anche se ci sono così di tanto in tanto dei segnali. Corruzione è una parola molto grossa e soprattutto non c'è corruzione che possa incidere direttamente sui risultati. Può esserci corruzione nella gestione di quelle che sono le situazioni patrimoniali che possono essere gestite in un modo o nell'altro. Qualche corruzione può intervenire nel momento in cui sono fatte delle pressioni nei confronti delle società da parte di organizzazioni esterne al calcio che cercano di trovare profitto dall'inserimento. La storia dei biglietti della Juventus, e lì un po' tutte le società hanno subito e forse continuano a subire quelli che sono i ricatti delle tifoserie, che hanno un'arma formidabile in mano, no? Chiedono delle cose e se non vengono accontentate ti dicono vabbè, domenica vado allo stadio, tiro un motorino come è stato fatto a San Siro nello stadio e chi paga lì? E quindi lì ci sono degli aggiustamenti che però direi non riguardano tanto i risultati quanto piuttosto le gestioni amministrative. Direi che sul piano dell'aggiustamento dei risultati una volta stavamo peggio. Altre domande? Al professore che scappa. Bravo professore! Anche in salita. A una riunione che avevo partecipato e Giacomini aveva fatto i 10 comandamenti per i bambini verso i genitori e il 10° comandamento era il diritto di non essere il primo, vero? Era il primo Il primo o il 10°? No, il primo, sono sicuro. Sono diventata vecchia e mi No. Però mi è rimasto impresso quello lì. Il diritto alla sconfitta, ma quello è fondamentale, no? Perché è chiaro che per i genitori i propri figli sono i più bravi e devono soprattutto dimostrare di essere i più bravi, laddove invece l'applicazione del ragazzo è un'applicazione che deve essere sì al massimo di quella che è la sua attenzione, la sua partecipazione e via dicendo, ma uno deve anche giocare secondo quelle che sono le proprie possibilità e la gestione del gruppo dei giovani giocatori è una gestione difficile proprio per quello, no? Perché ci sono, fra le varie indicazioni che vengono date alle società sportive da coloro che si occupano del problema della gestione dei gruppi sportivi giovanili, è per esempio anche quella di dire che nel gruppo tutti hanno diritto di giocare, laddove invece, e questa è una bella affermazione di principio, ma è qualcosa che contraddice contro una di quelle che è la natura principale dello sport, no? Che è la meritocrazia. Uno per giocare deve anche dimostrare di essere più bravo di un altro, fin quando sono giovani poi mettiamo dentro magari un altro facendolo giocare, ma stiamo attenti che far giocare per forza uno che non è capace con quelli più capaci di lui non gli fai un piacere, generi delle situazioni di disagio. Massimo Giacomini, che è stato per anni, lui questo decalogo lo ha scritto quando era responsabile del settore giovanile scolastico
e ha messo come prima indicazione proprio quello. Il ragazzo ha diritto di giocare senza diventare un campione, il che vuol dire che può continuare, deve continuare, anche se magari ha qualche difficoltà, sente di non essere il più bravo e soprattutto non deve sentirsi discriminato dal fatto di essere meno bravo degli altri. Però non è facile. Qualcun altro? Sono passati 2 mesi da quando l'Italia è stata eliminata. Si fa un gran parlare di poltrone su cui si insedieranno i nuovi responsabili della FIGC, si parla di cifre altrettanto elevate per quanto riguarda gli allenatori della nazionale, che sia Conte o Ancelotti. Ecco. Però c'è un piano così di rilancio, ci sono delle linee guida per rilanciare la nazionale. Cosa possiamo aspettarci perché risorga? Grazie. Possiamo incrociare le dita e sperare in Dio, perché con i chiari di luna che ci sono è chiaro che speriamo che ci sia un ricambio generazionale che consenta ai nostri giovani di fiorire, perché uno dei problemi più grossi degli ultimi tempi è che troppo a lungo, per esempio da quella che dovrebbe essere la squadra serbatoio della nazionale maggiore, che è l'Under 21, sono anni che un giocatore che gioca titolare nell'Under 21 poi non approda alla nazionale maggiore, mentre prima era un percorso graduale, quasi naturale. Io ho fatto tanti anni il telecronista della nazionale e mi è spiaciuto veramente che l'Italia non abbia vinto una volta a Italia 90, perché quella era la squadra che doveva vincere, che era la migliore, che non ha mai perso, simpatica e via dicendo. In quella squadra lì, 10 su 11, erano giocatori che Vicini aveva avuto nell'Under 21. Quindi c'è un percorso di crescita naturale, no? Adesso invece pare che quell'ultimo salto lì non riesca a farlo più nessuno. Per cui è sperabile che magari ci sia una presa di coscienza, perché no? Sento che questo è un discorso che sta molto a cuore ai tifosi italiani, una presa di coscienza da parte degli allenatori delle squadre di Serie A che lasciano un po' di spazio in più ai nostri giovani calciatori, ai nostri italiani. Però se non li fanno giocare non sono mica così scemi da non farli giocare perché sono italiani. Evidentemente non ci siamo. Speriamo che cambino le questioni. Per quanto riguarda il futuro della nostra federazione, siamo ancora in alto mare. Speriamo che Tomasi tenga botto, però vediamo che anche lì, sai, ci sono degli altri personaggi che non hanno né arde né parte, no? E degli altri che sono ondivaghi. Io credo che sarebbe il caso che al vertice della federazione vada un uomo di sport però tecnico. Quindi Tomasi va benissimo perché è rappresentante del calciatore, o rappresentante degli allenatori, o perfino degli arbitri, ma comunque di uno che sia parte del calcio giocato, mentre gli altri sono dei burocrati che hanno come interesse principale non tanto quello del calcio come gioco, quanto piuttosto quello della spartizione dei proventi televisivi. C'è ancora? Prego. Buonasera. Una domanda sola. Ho avuto modo nei giorni scorsi di rivedere l'avventura mondiale del 2002 e appunto facendo riferimento anche alla serata, all'ambito della serata, quindi della legalità, volevo chiedere cosa ha provato in un palcoscenico anche così grande come i mondiali, appunto lo scalpore che fece l'arbitraggio di questo ecuadoregno, se non sbaglio. Sì, Moreno? Esatto. Posso farti una confessione? Anch'io, come tutti gli italiani, a posteriori mi sono molto arrabbiato con Moreno. Però quando è finita la partita ero letteralmente infuriato, non contro Moreno. Hai rivisto la partita, hai detto? L'ho rivista. Cosa è successo all'ultimo secondo? O meglio, vigeva la regola del golden goal, quindi... No, Golden Goal. Cosa ha fatto Vieri?
a porta vuota, senza il portiere, col pallone fra i piedi. Vabbè, ma quell'errore lì di Vieri è 10.000 volte più grave degli errori di Moreno. Non l'avrà fatto apposta, anzi sicuramente non l'ha fatto apposta, mentre non giurerei che non l'abbia fatto apposta Moreno. Però se Vieri fa quel gol lì, di Moreno non parla nessuno. Questo naturalmente, ti ripeto, non vale a giustificare il comportamento di Moreno, che ha dimostrato ampiamente anche a posteriori di essere quel mascalzone che è, no, perché l'hanno beccato a fare traffico di droga, di tutto. No? Però francamente, se Vieri la butta dentro, siamo ancora qua a raccontarcela. Quindi Moreno ne ha combinate una per colore, ma anche quella nazionale là, mi dispiace perché c'era il trap che era simpatico, no? però anche lui lì ha commesso un errore, lui, no? Lui non ha portato a quei mondiali lì Roberto Baggio, ma non doveva neanche farlo giocare dopo, no? Ma Baggio in Giappone e Corea aveva una popolarità incredibile per il tipo di giocatore che è stato, che aveva colpito la fantasia di tutti, e poi per questa storia del buddista, no? Che fa un po' ridere perché è uno che ammazza 2 milioni di cinghiali all'anno, però lui lì stravedevano per lui. Noi avessimo avuto Baggio in nazionale, guarda, lì facevano il tifo tutti per noi. Un'ultima domanda. Comunque Moreno, è vero, ce l'ha fatta perdere lui, ma gli ha dato una mano anche Roberto Vieri. C'è ancora qualcuno? Prego. Buonasera, avevo piacere di sentire una sua valutazione da milanese, diciamo così, di adozione, riflettendo su un fatto. Nella città di Milano la comunità cinese, come in tutti gli altri posti, viene vissuta un po' con le preoccupazioni tipiche di una comunità molto chiusa, eccetera. E contemporaneamente tutte e due le società, Milan e Inter, sono di proprietà dei cinesi. Come vive la città questa situazione? Ma sai, l'insediamento dei cinesi a Milano, anche se negli ultimi anni ha avuto un incremento notevole dal punto di vista quantitativo, ma è storicamente datata molto in là, perché a Milano il quartiere cinese, via Paolo Sarpi e via dicendo, è sempre stato caratterizzato dalla presenza di cinesi che si sono perfettamente integrati, e quindi anche i nuovi cinesi arrivati in qualche modo hanno avuto una linea guida da parte di questi loro connazionali ed hanno creato questa area particolare, Chinatown, no? Io ho abitato a lungo lì vicino e andando in giro in bicicletta ogni giorno passavo quel quartiere cinese, ed è un quartiere del tutto particolare, no? Dove succedono delle cose che sono anche abbastanza strane, no? Per esempio, nessuno sa quanti sono, sicuramente 150.000 almeno solo in quella zona lì, e succedono ovviamente, essendo acquartierati in quello spazio abbastanza ristretto, vedi che ci sono situazioni di vita sociale normali, ogni tanto vedi che qualcuno si sposa, qualche battesimo che festeggiano il ragazzo, nessuno ha mai visto un funerale. Ed è una cosa, no? Adesso lasciamo stare la battuta di quello che insomma nei ristoranti qualcosa fa da mangiare, non si sa, sì. Però loro dicono che ma noi li mandiamo a morire in Cina. Allora è un popolo con delle capacità del tutto particolari, ma che se loro qualche uva al due quando vai via non si sa. Ci sono queste cose strane. Adesso con il fatto che le due squadre milanesi siano venute in proprietà a questi cinesi, devo dire che ha lasciato i cinesi di via Paolo Sarpi del tutto indifferenti, non gliene frega assolutamente nulla. Evidentemente in patria il calcio adesso ha avuto questo boom particolare, ma per loro
sono più interessati a faccende di sopravvivenza quotidiana. No, ti farei un'ultima domanda, togliendoti da un tuo argomento come il calcio, ma portandoti un altro tuo argomento che è la televisione. Apprezzi il fatto che i mondiali, pur senza l'Italia, non siano in Rai e siano stati in pratica rinunciati? Secondo me la Rai ha sbagliato pesantemente, anche se ci possono essere delle motivazioni di carattere economico, ma i mondiali sono i mondiali, no? Cioè è un evento di carattere agonistico e sportivo che trascende dal fatto che ci sia o no l'Italia, anche se in qualche modo risponde a quella che è una situazione tipica del nostro paese. Allora io, come ti dicevo, ho fatto tutti i mondiali dal 1970 fino al 2002 e in tutto il mondo ho visto che quando ci sono i mondiali gli stadi sono pieni. L'unico paese in cui gli stadi erano vuoti quando non giocava evidentemente l'Italia era proprio l'Italia. Io ho fatto delle partite a Verona con 250 spettatori, a Udine meno di 1000 spettatori. Io giocavo alla Corea, non frega niente, anche in paesi, negli Stati Uniti che dicono che il calcio non è popolare, gli stadi tutti pieni, qualsiasi squadra giocasse. Una partecipazione popolare all'americana, che è estremamente diversa dalla nostra, no? Perché io ricordo che facevo le telecronache, segui lo svolgimento della partita, poi alzi gli occhi, tribuna di fronte piena, poi giù, fai la partita, alzi gli occhi, metà vuoti. Perché loro a un certo momento gli viene fame, vanno fuori, mangiano un panino, fa la chiacchierata, no? Noi attaccati. È un modo, è un happening, no? Un modo di partecipare, nel quale poi ci sono le comunicazioni particolari. Io negli Stati Uniti mi è capitata una storia divertente. Allora io sono friulano, sposato con una friulana, e nei rapporti familiari tipici tra mogli e mariti friulani il vino ha sempre un'importanza particolare, perché per le donne, noi uomini chissà perché beviamo troppo, che non è vero. No, però con mia moglie c'era sempre questa storia, qua lo sapevi, no? Sting a Milano e signor, che là sono manco lo starisce, no? Lei non è appassionata di calcio, però ogni tanto quando c'erano questi grandi eventi internazionali, siccome si stava via un mese e mezzo, veniva qualche giorno a vedere, no, per vedere l'ambiente così, ed è venuta negli Stati Uniti ed è venuta a vedere la partita inaugurale che era Italia contro Irlanda al Giant Stadium di New York. Un ciao, a mezzogiorno c'era così, pieno di irlandesi, mia moglie Katie, no? In quel periodo c'era un comico che faceva la parodia dei friulani, Milano, no? Il solito Nanni, che a proposito di me diceva Bruno Molelbeli. Allora andiamo lì, arriva all'inizio, prima dell'inizio della partita, nella tribuna di fronte sarotolano cosa, ma sarà stato lungo 40 metri, Bruno Molelbeli. Mia moglie ha cercato